Vede, Assessore Donazzan, se noi affrontiamo questo tema con delle interrogazioni, delle mozioni, degli emendamenti al DEFRE, lo facciamo perché raccogliamo delle sollecitazioni dal territorio. Guardo il collega Pan che viene dalla mia medesima provincia. Non è che lo facciamo sempre necessariamente con spirito polemico. E come le scuole, i presidi e i comuni segnalano a noi, immagino segnalino anche ai colleghi della maggioranza. Quindi la prima questione, Assessore, è una questione di metodo. Le chiediamo di spiegarci perché arrivare con l'arroganza di dire ho ragione, ho fatto tutto giusto, avevamo ragione noi, grazie a noi il governo, rischia di sembrare quel leggermente autoreferenziale che non consente di costruire le condizioni per essere concreti ed efficaci anche in termini del ridimensionamento scolastico. Prima questione. Seconda questione, non ci può prendere in giro dicendo che questa azione è inserita nella ordinaria programmazione regionale, perché se così fosse non ci sarebbe stato bisogno di una legge dello Stato che la imponeva. Lei non sta facendo l'ordinaria programmazione, lei sta dando seguito ad una specifica previsione di legge assunta l'anno scorso dal governo Meloni. E che sia chiaro, non è una previsione di legge che il governo assume perché si occupa delle questioni demografiche. Fa parte di tutte quelle decisioni che i governi sono obbligati ad assumere in questa fase economica per tagliare i costi. Perché se io taglio la dirigenza scolastica e non le scuole, non sto ragionando su dove ci sono studenti a sufficienza per riempire le classi, sto dicendo che i presidi mi costano e io ne taglio un po', e se lei ritiene che questo sia un impianto di politica pubblica in ambito di istruzione accettabile, io non sono d'accordo, perché finché siamo governati da chi ritiene che l'investimento nella formazione e nella scuola pubblica sia un costo da tagliare, andremo a sbattere. Quindi contesto proprio in origine il suo impianto. Terza questione, lei mi dice che è merito del Veneto, ma sulla base di quale atto? Di quale documento? Perché le ricordo che questa previsione è inserita nella legge di bilancio del 2022, non mi risulta che la Regione del Veneto voti la legge di bilancio, non mi risulta che in sede di conferenza unificata, perché li ho letti i verbali, Assessore Donazzan, non mi risulta che in conferenza unificata persino la Regione del Veneto non si è neanche espressa col voto, né contro né a favore, ha rinunciato ad esprimere il proprio voto. Io non ho i verbali perché, come lei sa, i verbali della conferenza unificata non sono pubblici. Vedo come si è comportata la regione che lei rappresenta a quel tavolo e non ha detto niente, non c'è nessuna sua dichiarazione nella delibera finale. Quindi, crederemo alle cose che ci dice lei. E in questo ambito le altre regioni, quelle che hanno deciso di impugnare la legge dello Stato di fronte al TAR, o la Regione Campania che ha deciso di impugnare il decreto attuativo prima al TAR e poi in Corte, non soltanto impugnano perché hanno la convinzione di aver ragione, perché come lei sa meglio di me, molto spesso le leggi si impugnano per dare un segnale politico. E allora l'Emilia, la Toscana, la Puglia, la Campania hanno provato attraverso quell'impugnazione a dire al governo che sulla scuola, per quanto è già previsto dalla Costituzione sul piano dell'autonomia scolastica, decide la regione. Invece, siccome lei da quando c'è la Meloni a Roma non decide più dal Veneto, ma lascia che sia la Meloni a decidere a Roma, io ho un impianto che rifiuta e penso che lo rifiutino anche una parte larga dei suoi colleghi di giunta. Altra questione. Lei viene a dirci in quest'Aula che ha coinvolto le categorie degli enti locali e i comuni mandando 3 letterine? Cioè, davvero secondo voi il coinvolgimento degli enti locali, dell'UPI, delle scuole è scrivere una letterina in cui dico caro sindaco, caro provveditore, caro dirigente, dimmi cosa ne pensi? Perché noi abbiamo un'idea del coinvolgimento e della costruzione dei processi di modifica del dimensionamento scolastico costruita in maniera molto, molto più approfondita. Glielo può spiegare l'assessore Calzavara come ha costruito il piano di riordino territoriale? Ci avrà messo 1 anno e mezzo
ma è andato a farsi quante? 20, 30 riunioni con i sindaci a sviscerare problema per problema. Se lei pensa di coinvolgere tutti questi soggetti con 3 letterine, l'ultima delle quali addirittura dice entro il 30 novembre mi devi dire, perché se no decido io senza la tua opinione. Guardi assessore, prima che andare a lezione di come si fa l'assessore all'istruzione, forse bisognerebbe andare a lezione di relazioni personali, perché così non si costruisce nessuna condivisione dal basso. Infine, e chiudo, un conto è dire la Regione del Veneto fa una fotografia, tiene conto delle necessità degli equilibri di bilancio anche nazionali oltre che regionali e provincia per provincia va a valutare dove si può risparmiare. Così è giusto. Lei invece non è partito dall'analisi del territorio per decidere quanti presidi tagliare. Lei ha aspettato che la Meloni le dicesse tagliane 32 e lei per dritto o per rovescio quei 32 li doveva tagliare. E l'autonomia dove sta? La conoscenza del territorio dove sta? Le legittime aspettative della popolazione e degli studenti dove stanno in questa sua logica? Se lei ha già deciso che deve tagliarne 32 perché dal governo fanno i conti matematici, sa quanto gliene frega il governo, che sia questo o quell'altro, di Val di Zoldo o di Chioggia? Il governo dice quanto mi costano? 100, me ne devono costare 80, quindi quanti ne taglio? 32. E quando il governo diceva 32, lei non ha difeso le ragioni del territorio del Veneto per dire che noi già abbiamo ridimensionato, per dire che noi non siamo la Campania, la Puglia, l'Emilia e la Toscana, perché il nostro dovere l'abbiamo già fatto. Lei si è accontentata di accettare ciò che gli chiedeva il governo per fare cassa. Ecco, noi questo lo contestiamo, nel metodo e nel merito, tanto che, e chiudo, il risultato è un disastro. Perché quando lei, con i suoi modi di condivisione, scrive la letterina, cari comuni dovete tagliarne 32, tutti quelli a cui lei ha scritto, su 32 gliene hanno indicati 5. 7. 25, 7. Lei dice tagliatene 32 e questi che fanno il lavoro che avrebbe dovuto fare lei, che dicono noi abbiamo già tagliato il tagliabile, noi abbiamo già costruito le condizioni per avere un sistema efficiente, beh, quelli che abbiamo ci servono perché c'è il territorio disagiato, perché c'è il territorio di montagna, perché c'è il quartiere che ha necessità di inclusione sociale e più di 7 noi non ne possiamo tagliare. E lei invece di rappresentare le legittime istanze del mondo della scuola della nostra regione ha voluto rappresentare il diktat della Meloni e gli ha detto sapete che c'è, se non decidete voi dove tagliare gli altri 27 lo decido io al posto vostro, arrivederci. Chiusa la partita. E se noi oggi non ponessimo questa questione dentro il Consiglio regionale sarebbe già chiusa, nessuno saprebbe niente. E trovo ancora più offensivo il fatto che lei, di fronte alla Corte Costituzionale che dà ragione a questo impianto del governo, lei dica abbiamo vinto. No, ha vinto lei e ha vinto Giorgia Meloni. I cittadini che vanno a scuola nel Veneto hanno perso.